Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su GTA 5 Online e andiamo con il nostro Pocio Lavezzi biondo. Qua c'è anche un membro della crew, eccolo qua, Samu. Ciao Samu, ciao bello. Mi chiamo sempre Samu, è incredibile. Anche perché ne vedo pochi altri membri, cioè dove siete ragazzi? Dove siete raga? Voglio la crew, voglio la mala veneziana, voglio provare qua, sto cazzo qua di braccio di ferro. Come cazzo si fa? Non l'ho mai provato, fioi. Proviamo sto vaneggio. Sto vaneggio veneziano, sto vaneggio veneziano. Ecco, con Samu. Bene. Quindi, cioè, veramente la mala veneziana contro, fioi. Proprio... Siamo grandi, fioi. Siamo grandi. Siamo grandi ale, siamo... Che cazzo devo fare contro Samuel, Vara? Allora Lavezzi, fioi. Ho capito come cazzo si fa però, eh? Per sbattere rapidamente L o R orizzontalmente. Come cazzo si fa? Vai! Ma come cazzo? No, fioi, ho vinto. Rivincita, dai, rivincita. Rivincita. Vai! Che bello però! Due membri della stessa crew. E si gol. Bene, non sto capendo bene il strozzo di ferro, però va bene. Continua. Ciao. Vincitore, mala veneziana, però ho anche perso. Quindi la mia crew ha perso e vinto allo stesso momento. Bene, cose molto intelligenti. Ah, neanche soldi non mi danno, va a cagare, va a cagare. Però GTA Online. GTA da tenere fada. Adesso voglio fare una missione, cazzo, qualcosa. Comunque avevo $44.000, voglio accumulare ragazzi, voglio accumulare money per poi comprare tutto su una volta, garage, casetta, macchine e puttane, tutto insieme. E vai che si gode. Ah, che caricamenti sono un po' una rottura di maroni. I perdenti potranno sfruttare dei bonus. Dei bonus. Oh, ti danno le fada, amore. Oh, amore, ti danno le fada. Vediamo un problema a registrare online GTA perché sti cazzo di caricamenti sono così lunghi, è veramente una rottura di scatole. Tararararara. Comunque ragazzi sono molto triste, il Milan ha perso con la Juve, facciamo schifo, poi con il Pro Club, Real Venezia, abbiamo perso la promozione veramente in quinta divisione, è un disastro, disastrum comendianus. Oh, battite Refi, guarda che roba, si va a perdere 2 ore qua. Bene, si è incriccato GTA. Ti sei incriccato stronzo, stronzo, ti sei incriccato. Lester. Rifornimenti di munizioni. Se stai per finire le munizioni, ma non vuoi visitare un negozio Ammunition, puoi fare rifornimento nella schermata della sala d'attesa prima di iniziare un'attività. Ma io vorrei giocare, oh oh, a tenere fada, oh oh, ma che puttana ha detto mare, oh oh. Niente ragazzi, non si può giocare. Oh, che due maroni. Oh, forse ci siamo? Ci siamo. Siamo tornati a Los Angeles. Ok. Ho degli inviti in sospeso. Vediamo un attimo. Gerald. Vai. Facciamo qualcosa, fioi. Parappa, 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 tu tu tu. Difficoltà.
Confermo impostazioni. Allora, i membri della crew. E Samu, dai, devi arrivare. Dai, Samu, dai, Samu. Dai, vecchio mio. Ta, 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 parappa, sta entrando. Invita qualcuno. Dai, devo mettere in 4, fiori, dobbiamo dominare. Comunque quel logo adesso l'ho cambiato intanto, ma non so perché rimane ancora sto qua. Tu. Oh, non c'è nessun altro della crew, ragazzi. Io vi sto aspettando per vaneggiare insieme. Teniamo solo quella crew, allora affanculo. Io sto registrando e devo andare avanti. Madonna, ma sono proprio un rapper, sono un figo, ragazzi. Cioè, mai visto un rapper così, fai? Ok, missione, un fiume di droga, sono fiumi di parole, sono fiumi di parole, se vuoi. Dove vai, Samu? Dove cazzo? Ok, boh. Na 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 na. Na 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 na. Fiumi di drogati, se vuoi, prima o poi ci portano via. Tutti questi drogati, se vuoi, prima o poi ci trombano via. Parapapapapa, parapapapapapa. Ok, concentration please. Allora, ragazzi, vi sto aspettando. Ok. Si chiamano sbagliare le strade, che c'è anche Samu. Non vorrei far vaneggi. Dove cazzo so di andare? Beh, qua è il fiume, no? Tararara. Ma dove cazzo sto andando? Vai, Comendone sta vaneggiando, fai. Dai, concentrazione, cioè un attimo di impegno perché questa è una missione che ci può portare tanti soldini. So come cazzo faccio ad andare su di qua, bella, un po' di bava, dai. Buono. Ok. Mamma mia, che guida la profio. Il povero Samu starà vomitando, probabilmente. Mi dispiace, vecchio mio. Cassonetto è mio. No, Comendone, no, devi rifarti però, porca mignotta schifosa. Sono ricoglionito, oh. Mamma mia, ragazzi, chiedo perdono veramente di questi vaneggi. Vai. Ma vedi che è sbagliata la strada? Era sbagliata, l'ho fatto il giro, figlio. Vabbè. Ce l'ho fatta, ragazzi. Forse ce l'ho fatta. Forse ho imbeccato. No, siamo sempre la stiamo girando a vuoto, fioi. Ma so coglione. Ma Madonna santa. Ok, forse ci siamo. Oh, meno male. Alleluia, fioi. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Ok, ci siamo. Ruba la metanfetamina, amore. Oh cazzo. Merda, merda. No. Ma no, fioi. Ma sono un coglione. Sono un coglione storico. Dai. Adesso mi devo impegnare, no, perché ha fatto veramente cagare, eh. Ok, dove cazzo sono sti frociazzi? Occhio Samu. Muori, pippone obeso. Cazzo, Samu è morto. Ho messo un livello troppo difficile, siamo pippe, fioi. Siamo delle pippe. Merda. Caput, ho sta cazzo di pistolina di merda. Vai, Comendone. E crepa.
Ma Dio santo. Dai, alzati, stronzo. Niente, non crepano sti qua. Ma ho solo st'arma di merda. Come cazzo faccio? Non posso fare le missioni difficili con questo equipaggiamento da pippone obeso. Aia. Dai, Lavezzi, dai, Pocio. Tanto Samu è morto, porca puttana. Mi dispiace, l'ho mandato veramente a puttane. Devo andare fuori dei coglioni da qua. Adesso come non devi correre veloce, Facciamo salire la vita. Vai Kume, vai Kume, vai Kume, vai Kume. Bravo Kume. Ok. No! Crepa! Non caricare, Dio santo! Mamma mia. Grande rischio. Ma è ancora vivo? Ma che cazzo? Si vede che livello difficile, eh? Qua ce n'è uno. No, non è là. Che a puta è madre. Vai, crepa. Crepa, 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 bastardo, no. No, occhio, occhio Lavezzi, occhio Lavezzone. Occhio Ezechiele. E non muore mai. Cazzo, ma quanti sono, Dio santo? Sono in 50 milioni. Oh, è morto, dai che è morto. Ne ancora no, 2. Ne diventano 2. Ne manca uno, dove cazzo sei? Ok. No. Oh. No, no, coglione. Mamma mia. Mamma che rischiata. Dove cazzo è? Vieni fuori, zoccolone. Vieni fuori. Non lo vedo mica, eh. Ah, eccolo là. Ma ce ne sono ancora 2. Vieni fuori. Ok. Ora che siamo o no? Qua devo andare alla Rambo perché sennò. Dove minchia è sto frociazzo? Boh. Non capisco dove cazzo è. Non ci credo, ma Dio Cristo, ma che sborro, sono una pippa. Pippone obeso, ragazzi, pippone obeso. Ecco, sono salito molto di rango, ma cagarda. Oh, a livello difficile sono veramente difficili, eh. Bene. Molto bene. Mi dispiace, Samu, ma la crew veneziana sta pensando troppo a Tori, secondo me. Ora, vediamo di fare qualcos'altro, magari. Allora, vediamo una gara piccante. Proviamo questa, dai. Spero sì, però dobbiamo avere anche, cioè, anche altri avversari, perché sennò la vedo un po' una cazzata, sinceramente. Cioè, capisco. Io sì che pensavo di avere milioni di... non pensavo di avere problemi di non trovare gente, sinceramente. Motociclette mi gasano troppo. Numero di giri 1. Conferma impostazioni. Vediamo se arriva qualcuno. Sto cercando ancora di capire, ragazzi, anzi si mettere dei consigli su cosa fare, su come fare il tutto per poter giocare in maniera più tranquilla, perché qua faccio fatica a trovare gente. Tutto che avrei a pensare su GTA, ma no di far fatica a ritrovare gente. Non c'è nessuno. Cioè non c'è nessuno. Non ho parole. Beh, giochiamo sta qua del cazzo e poi però andiamo via da qua, perché veramente è un pacco. È
È un pacco assurdo, fioi. Vai. Bello giocare in due, è proprio eccitante. Vedo la stessa crew, proprio una cosa intelligente. Però ragazzi, veramente non trovo nessuno. Non capisco se sto sbagliando io o se boh. Dai. E ora si parte o no? Boh. Vai. Comenda veneziano fuori forma. Guardate ragazzi, è la Vezzi. È Ezechiele ragazzi. È super Ezechiele. È il grande Ezechiele. Perché non parti? Dai Samu, che andiamo. E ora che siamo? Almeno vediamo qualche gara, cazzo, perché se no... Vai. Adesso c'ho una bella figura di merda. Una gara piccante, dai, c'è qualche puttanone o no, no? Eccolo qua, è il Pocio Lavezzi. Vai. Una gara a due, tra due membri della stessa crew, proprio una cosa molto intelligente. Vai, costa moto, sta già andando via merda, fioi, ma no. Epic fail, grande Samu. E il comandone indietro, ragazzi, il comandone indietro, il comandone soffre. Il Cube soffre, ragazzi. Il comandone soffre, ragazzi. Il comandone soffre. Dai, spingi sta cazzo di cariola. Sparo, mi dà via merda, fioi. Mi dà via merdone. Ho sbagliato moto o sono io la pippa? Una delle due. Però le ho viste uguali, cazzo, come parametri. Niente da fare. Samu sta dominando letteralmente la gara. Io ho scelto bene i miei uomini della crew. È il fondatore della crew che è una merda. Parapappa, parapappa. Ci staranno veramente via merda, eh. Grande Samu, grande. Beh, però secondo, se lo dai su 2 secondi, secondo me non è un brutto risultato. Arrivato secondo. 1.17.025. Cioè, scusate ragazzi, su 2 persone arrivare secondi mi sembra un piazzamento di tutto rispetto. Cioè, scusami un attimo. Ecco. Adesso mi manda che a fanculo, grande. La mala veneziana ha vinto. Vai. E vai Cube, e vai Cube, e vai Cube, vai Cube. Ok. Siamo quasi al livello 10. E che sto online devo ancora capirlo bene, perché se è tutto così, cioè dopo un po' rischia anche di rompere le palle forse, nel senso, cioè... più che altro non trovo gente, penso di essere l'unico al mondo che non trova gente sull'online di GTA, cioè, non lo so. Non capiscus, non capiscus. Ok, siamo tornati a Los Angeles. Allora, facciamo così. Tarara, 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 tarara. Ok. Deathmatch. Facciamo partecipa, vediamo se becchiamo qualcuno. Pa. Ok. Bene. Deathmatch a squadre, un 2 contro 2. Oh, vediamo cosa combiniamo qua. Allora siamo, bella. Grande Samu. Partiamo, vai. Sì, speriamo di stare con Samu, però, cioè... I ceccati siamo.
Ma no, siamo contro, ma perché? Ma che cazzo di senso ha? Ah, Dio mio. Perché forse non eravamo nel gruppo insieme. Andiamo un attimo alle farmi, cazzo. Ezechiel avete. Ma ragazzi è uguale, ora mi fa paura, mi fa veramente paura, eh. E inizio questo deathmatch a squadre interessantissimo. Speriamo sia una mappa piccola perché cioè, stare in 4 in una mappa grande la vedo un po' dura, eh. Vai Ezechiele. Sì, mi sembra piccolina, sì. Vai Ezechiele. No, ma no. Ma Samu, maledetto. Sei nella stessa squadra, no. No, basta. Allora. Crepa! Vai. Se ci ammazziamo tra di noi, Fioi, no. Solo noi possiamo fare queste stronzate. Grande Q, Fioi. Q è proprio una squadra devastante. Ok, allora. Merda! Vai giù, ma vai giù, coglione! Ma dai, ma che sport, ma... No, riconnetti il controller. C'ho un personaggio che è già stupido, Fioi. Ho un personaggio che è già stupido. Crepa, crepa, crepa. Ho freddato qualcuno, ragazzi. Però sti deathmatch non li capisco, nel senso, cioè, boh. Crepa! Sì, con sta pistola di merda. Parapapapapa. Merda. Sì, vabbè, ciao. Ah, Dio santo, che sporo stiamo perdendo, Fioi. La mia squadra però non la male, perché alla fine è uno di là, uno di qua. Forse è meglio stare fermi. Aspetta un attimo. Tarara. Comunque devo assolutamente comprare un'arma migliore perché sta fa proprio a cagare. Dai, come non c'è più nessuno? Dov'è la gente? Qua c'è il mio compagno. Qualcuno ha la macchina, ragazzi. Qualcuno ha la macchina. No! Maledetto Samu! Samu con la macchina, Fioi. E crepa. Ok. Merda. Dov'è l'avversario qua? È là, è là, è là. Muori! Ma Dio santo. Certo che sto match non li capisco tanto, sinceramente. Siamo troppo pochi, puttana merda. Come cazzo fai in 2 contro 2? Allora, vediamo un po'. Muori! Ciao. Ok, camperiamo, a questo punto conviene. Allora Samu! No, Fioi. È un'arma troppo forte, Fioi. Ha un'arma troppo forte. Stiamo prendendo 5 a 11, bene. Siamo proprio fighi.
Devo cambiare arma, però non posso stare avanti con questa pistola. Devo spendere un po' di soldi, che... no. C'è qualcuno? Sono morto. Ti ha sforacchiato, bene. Ma sto salendo un po' almeno di... con la mira. Ciao. Ah, Dio mio, siamo morti entrambi. Che cumendone. Cumendone pazzo. Bravo, il mio compagno è un figo. Ci prendiamo le bombe, però... Occhio! Io non lo capisco proprio, sto deathmatch, sarò mi coglion, però... Il giubbotto mi ha fatto fuori. Ah, hai preso in pieno. 10-16, dobbiamo rimontare, ragazzi, vogliamo la rimontata. Il deathmatch più emozionante del mondo. Questi sì che sono deathmatch, ragazzi. Fede un po' capire ancora le modalità, mi scuso se ancora non sono modalità divertenti, però... Devo cambiare anche pistola, assolutamente. Sto qua mi fa proprio da cagare. Però ci sono in giro, teoricamente. Bella. Sto sculacciando Samu. Ok, allora. Andare avanti con questa pistolina è veramente difficile, eh? Crepa! Ecco che arriva. Ok. 13-17, ragazzi, un deathmatch incredibile. Ad alta tensione. No, mi ha inculato, grande. Mamma mia. No, fake deathmatch. Che deathmatch, mamma mia. Cioè, è una roba grande. Un 2 contro 2. E qua c'è il mio compagno che domina. Buono. Merda! No, ma non puoi caricare adesso, sei un coglione, comandone. Ha poche munizioni, ho capito che ha poche munizioni. Che... No, non ne ho proprio più. No, è finita. Cos'è finita? È finita sta cosa. Stret match emozionante. Vabbè, ragazzi, scusate una cosa. Se ho provato la seconda... Nel secondo video di GTA Online, chiaramente queste sono modalità un po' del cazzo, perché cioè, giocare una modalità con deathmatch con 2 giocatori mi sembra un po' ridicolo. E aspetto dei consigli per capire come fare a migliorare cioè per avere, diciamo, delle modalità un po' più divertenti, perché queste qua mi stanno un po' sul cazzo. Quindi, raga, un saluto dal comandone veneziano. Qui GTA Online è un bel gioco, però dobbiamo un attimo capire quali sono le modalità più divertenti per... Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.